Bellissimo momento di festa. Oggi a Rovigo abbiamo presentato la 15ª edizione di Alba Vite, un'Alba Vite sentita da un punto di vista emozionale, soprattutto per il racconto dell'associazione Occhi di Bea, a cui andremo a devolvere il ricavato della vendita delle Magnum di quest'anno. Abbiamo scelto la cantina Albino Armani con un Trento Doc Brut per festeggiare in realtà questo inno alla vita che ci hanno raccontato il presidente Stefania Pasqualin e la mamma di Beatrice, Elena Pavan. Quindi è stato un momento emozionante. Siamo sicuri che dal ricavato, dalla vendita di questa bottiglia, avremo un grande ricavato da poter donare alle iniziative dell'associazione. Per noi è stato davvero un onore perché, essendo un'associazione neonata, non pensavamo di riscuotere questo grandissimo interesse, ma con la condivisione di quelli che sono gli scopi dell'associazione, ovvero rivolgersi a ragazzi e bambini con esigenze speciali, abbiamo trovato una sinergia e abbiamo scoperto anche che fondamentalmente il trait d'union con la vita e la vite nasce in maniera naturale, perché la vite è una delle piante più resilienti che si adatta alle situazioni anche più ostili. Noi abbiamo deciso di partire con un progetto da 2025 a realizzazione 2026 di sport di squadra inclusivo. Per questo motivo ci siamo appoggiati a Polisportiva CSI Rovigo, che all'interno del territorio è una realtà importante e radicata in questo tipo di progetti, e gli sport di squadra che verranno coinvolti saranno molteplici, ma il primo in assoluto che abbiamo coinvolto è il mondo del rugby con ASD Rovigo Villadose 76, perché ci piace la metafora della palla ovale che necessita di cura per il passaggio. Quando tu passi la palla ovale al tuo compagno di squadra, la passi con la cura con cui si passa un qualche cosa ad un amico. Pertanto questa metafora ci è particolarmente cara, perché la cura e il tempo e l'attenzione che servono per collaborare all'interno di una squadra con le proprie peculiarità, come si può, aiutandosi ma guardando indietro, perché comunque hai sempre una squadra che ti segue, è un po' la metafora che ci piace raggiungere con la nostra idea di sport inclusivo. Siamo a Rovigo alla presentazione della nuova edizione di Alba Vite, il progetto solidale di AES Veneto. L'associazione sempre più si sta impegnando nella direzione della sostenibilità, del sociale, e anche con modifiche statutarie che arriveranno a breve e l'iscrizione all'ente del terzo settore. Quindi sempre più impegno verso il mondo della fragilità, e quest'anno celebreremo il tutto con un Magnum e con uno spumante dell'azienda Albino Armani. Un prodotto particolarmente versatile, adatto a diversi tipi di abbinamento, quindi invitiamo soci e la comunità intera all'acquisto e al sostegno di questo progetto solidale che, come sempre, andrà ad aiutare persone fragili e incontro alle esigenze della comunità. Io sono Albino Armani, devo solo ringraziare AIS e l'Associazione degli Occhi di Bea per questo pensiero ad un'azienda viticola e vitivinicola come la nostra, perché è stato veramente un onore poter partecipare a questi progetti di solidarietà che devono diventare, traslare anche in una operatività, perché altrimenti rimangono così un pochino solamente descritti, mentre vedo che AIS e l'associazione declinano questa volontà di solidarietà in progetti concreti che si concretizzano appunto nella sponsorizzazione di questo progetto, che io ritengo importantissimo. Abbiamo aderito fin dall'inizio con un entusiasmo incredibile. Il concetto delle fragilità, non solo inteso come fragilità in questo caso legate a un evento drammatico, diciamo, nella morte di questa bambina, ma fragilità intese in senso molto più lato. Io ho parlato delle fragilità relative al nostro settore, ai territori di montagna, al recupero di culture scomparse, la valorizzazione degli autoctonismi, dei vitigni persi, dei vitigni fragili. Quindi la solidarietà si espande dei concetti che vanno oltre il nostro lavoro di enologi, di viticoltori, ma deve diventare anche un qualcosa di agito nel quotidiano delle persone. Quindi ben venga questa iniziativa, a cui ci sentiamo veramente di poter far parte in maniera attiva,
e ringrazio tutti ancora per aver dato a noi la possibilità di essere qui.